Potere al popolo. Siamo ancora inebriati, signori, della presenza di Daiano nei nostri studi e soprattutto perché combinazione, ci siamo visti proprio sabato sera al Festival di Luino, c'è stato un importante festival anni 60, 70, 80 con la grande musica di quei tempi, tutto esaurito, un casino della miseria, è stato veramente bello e Daiano, come avete potuto sentire, ha parecchio da raccontare, una persona che non si è piegato a certe logiche. Il buongiorno rinnovato da Sammy Varin, 8 minuti dopo le 11, Potere al popolo, seconda parte della nostra controinformazione, oggi più forte che mai, perché alle 11:30 vi presenterò il libro di Lorenzo Grossi, nostro collaboratore che lavora di là in redazione con il Beppe, il libro di Lorenzo Grossi, Ambrogio Fogar. Sì, è uscito un libro sul grande condottiero Ambrogio Fogar, completamente dimenticato, e riesploreremo appunto ciò che ha combinato nella vita questo personaggio molto molto chiacchierato anche. Ci sono state tante polemiche nella sua vita e le motivazioni per cui siamo andati a ricercarlo. C'è veramente da imparare. Prima ancora il Qui Parlamento, tra pochissimo, certo, ci colleghiamo con Rebecca Frassin. Ancora prima la musica indipendente, naturalmente, sentiremo il pezzo dei Rock 80, un pezzo dei ZZ Top e poi Pensami di Martina Marchetti, giovanissima. Subitissimo un'occhiata alle agenzie e si ritorna sulla brutta notizia di questa notte, l'esplosione durante uno sgombero a Casteldazzano in Veneto. Sono morti 3 carabinieri e 15 sono rimasti feriti, arrestati 3 fratelli e salta fuori che è stata un'azione premeditata. C'erano 6 bombole, è crollata una palazzina, feriti militari, poliziotti nel Veronese, 3 fratelli arrestati per omicidio premeditato. Si sta valutando la strage. Profondo dolore ha espresso la Meloni. Piantedosi, un bilancio terribile. Questa è l'apertura del sito del Corriere, ma anche Repubblica ci mette un video. 3 fratelli fanno esplodere la casa durante lo sgombero, morti 3 carabinieri, 15 feriti, trovate bombole e molotov. Si valuta l'accusa di strage. Torneremo certo su queste argomentazioni. Il collegamento con il Parlamento. Ci colleghiamo con Rebecca Frassini. Qui Parlamento. Grazie Presidente, Ministro Giorgetti, Sottosegretari, colleghi. Oggi in quest'Aula dibattiamo del documento programmatico di finanza pubblica, che altro non è se non la cornice entro la quale poi si presenterà la manovra di bilancio del prossimo triennio. Ma prima di entrare nel merito di questo così importante documento, Presidente, una premessa dobbiamo farla anche sul contesto geopolitico delicato, su un contesto internazionale che è inutile nascondersi, purtroppo ovviamente limita molto anche gli spazi di manovra. Però è evidente, Presidente, che anche un altro accento vogliamo metterlo sul dibattito odierno, che riguarda ovviamente anche il tema dei dazi americani, perché ne abbiamo sentite veramente di ogni, ma non solo in quest'Aula, ma anche nei dibattiti televisivi, anche sui giornali. Cioè sembrava quasi da parte dell'opposizione che i dazi americani era colpa di questo governo, se ci sono. Beh, ecco, ricordo a tutti in quest'Aula che è frutto di una contrattazione tra Ursula von der Leyen e il Presidente degli Stati Uniti d'America. Giusto per essere molto chiari, peraltro come richiesto ampiamente dall'opposizione che fosse direttamente l'Europa a trattare. Ma venendo ovviamente al tema ancora dei dazi, Presidente, noi lo diciamo e lo denunciamo veramente da tempo, è vero e non ci nascondiamo, i dazi americani sono un problema, perché questo è evidente a tutti. Ma noi però possiamo intervenire già da domani mattina, se fossimo tutti onesti intellettualmente, sul primo vero dazio che da tempo la Lega denuncia non solo in Parlamento italiano ma anche in sede europea, che è quello del Green Deal, che come ha già detto qualcuno qui in quest'Aula oggi, pesa più di 1.200 miliardi di euro, che è pari all'8% del PIL.
E Presidente, se lo rapportiamo alle previsioni dell'impatto dei dazi americani, che sono stimate tra lo 0,4 e lo 0,7%, capite bene che è 10 volte tanto. E quindi forse, se c'è una battaglia davvero da intraprendere, se veramente si vuole il bene delle imprese, dovrebbe essere già domani mattina, in primis in sede europea. Poi Presidente, vede, ci sono anche altri dazi, ma non lo dice la Lega, lo dice uno che leghista non è, cioè Mario Draghi. Nel suo rapporto sulla competitività dice, e soprattutto sottolinea un tema molto importante che riguarda ovviamente l'eccesso di burocrazia, ma anche ovviamente sulle tante troppe norme. Stiamo parlando di 13.000 norme in 5 anni in Unione Europea, che vanno a bloccare quella che è la forza motrice delle nostre imprese. Bene, questo è un altro dazio, se vogliamo parlare di dazi, perché sui servizi è equiparabile al 110%, che non è ovviamente il super bonus, e ovviamente sul tema del settore manifatturiero del 45%. E Presidente, invece, entrando ora un po' più nello specifico di quanto contenuto nel documento, ovviamente per ragioni di tempo io mi soffermerò su quelli che sono i dati più importanti. Di certo un passaggio ovviamente non possiamo non farlo sul debito pubblico, perché anche qua noi non ci nascondiamo. L'onestà intellettuale che dovrebbero avere tutti in quest'Aula ci impone di dire le cose come stanno anche sul debito pubblico, perché vede, non è imputabile a questo o quel governo, è un problema atavico. Il problema del debito pubblico ovviamente ce lo portiamo dietro da tanti anni. Quello che però è certo, certificato dati Enea, è che il super bonus è pesato 126 miliardi di euro, e peraltro un provvedimento, Presidente, che è servito a sistemare un parco sostanzialmente veramente ridicolo di 500.000 immobili a fronte di 35 milioni di abitazioni presenti su questo paese. Quindi in realtà stiamo parlando di una misura che non è servita, e qua rispondo alla collega che in precedenza diceva che era aumentata la crescita. Questa del super bonus si chiama in un solo modo: una bolla pericolosa. Un provvedimento che ha drogato il mercato del lavoro, Presidente, perché bisogna chiamarle con le terminologie giuste. Poi, Colleghi, non Presidente, urlate, ci sono su. anche altri dati che dal nostro punto di vista sono meritevoli di attenzione. Dai, buoni. Ad esempio l'avanzo statale primario, perché il nostro paese chiude l'anno con circa 10 miliardi di euro, quindi ovviamente un risultato importante. E un altro dato che è degno di nota è che il nostro paese di fatto è l'unico del G7 ad essere riuscito dopo il Covid a riportare in attivo i conti pubblici prima del pagamento degli interessi. Un altro risultato importante, ma anche in tema di disavanzo, ne abbiamo parlato anche oggi in quest'Aula. Per il 2024 c'è stata la più forte correzione del disavanzo nella storia della Repubblica. Questi sono dati incontrovertibili, Presidente. E tra l'altro anche già quest'anno, in luogo del 2026, ci sarà, come abbiamo già detto in precedenza, il deficit sotto al 3%. Anche questo è un grande risultato. È un grande risultato perché ci potrà permettere di uscire con un anno di anticipo rispetto al cronoprogramma, rispetto appunto alla procedura UE per disavanzi eccessivi. Un altro grande risultato. Poi, Presidente, un altro passaggio, un altro dato importante che ovviamente è uscito nel dibattito, è uscito anche nel dibattito in commissione, ma anche nei giorni scorsi, il grande tema della pressione fiscale. Vede, la pressione fiscale, tanti colleghi ovviamente hanno detto che è il rialzo, però bisogna anche vedere il perché. Noi ovviamente con questo governo l'abbiamo detto chiaro fin da subito, non c'entrano le tasse, la pressione fiscale è il rapporto entrate su PIL, e bisogna vedere le entrate a che cosa si riferiscono, perché se i fattori sono virtuosi, e virtuosi lo sono perché stiamo parlando di entrate che riguardano l'aumento a 4 miliardi per quanto riguarda la compliance volontaria o la lotta all'evasione fiscale con il dato record di 26 miliardi di euro incassati,
dati, o ancora l'aumento dell'occupazione. Stiamo parlando di una cifra record del 63%. Questi sono dati che ha raggiunto questo governo e nessun altro, dati storici e dati che ovviamente ci riempiono di orgoglio. Se pensiamo anche che nel dato del 63% dell'occupazione ci sta anche il dato dell'aumento dell'occupazione delle donne, perché siamo arrivati alla cifra record di 10 milioni di donne che oggi lavorano, e poi soprattutto, Presidente, sono aumentati anche i lavoratori con contratto a tempo indeterminato, che è importantissimo, e questo ovviamente è un altro fattore che abbiamo portato avanti con grande orgoglio. E chiudendo questo tema della pressione fiscale, non lo diciamo solo noi, peraltro l'ha certificato anche la Corte dei Conti, che tutti gli incassi in più dell'IRPEF sono dovuti da maggiori entrate riferibili all'aumento dell'occupazione. Poi, Presidente, mi avvio alla conclusione con una serie di riflessioni, perché vede, noi abbiamo affrontato con molta serietà sia il documento di oggi. È evidente, lo diciamo senza alcun problema, che continua a permanere ovviamente il grande problema del PIL, della crescita. Lo sappiamo bene, questo deve essere l'obiettivo che deve avere questo governo, ma che dovrebbero avere tutti i governi. C'è però una differenza, e qua rispondo ancora alla collega che è intervenuta prima. Quando si parla di crescita si deve parlare anche di crescita sul lungo periodo, e io credo che tenere in ordine i conti, come ha fatto magistralmente il ministro Giorgetti, e già a partire dalla scorsa legge di bilancio, ma sarà così anche in questa, ci darà la possibilità di avere credibilità internazionale, che significa anche gli investimenti ovviamente fuori paese che possono tornare a investire finalmente in Italia. È questa, Presidente, la crescita che vogliamo, perché se avessimo una crescita troppo veloce significa che staremmo facendo delle misure che vengono chiamate con il termine bolle, come abbiamo visto appunto con il super bonus. E quindi mi avvio alla conclusione, Presidente, ovviamente ringraziando il ministro Giorgetti, perché io credo che questo governo, che sta agendo veramente molto bene, a dispetto dei profeti di sventura che si auguravano un fallimento, noi oggi possiamo vantare di avere una credibilità internazionale, di avere i conti in ordine, ma soprattutto di avere le idee chiare su dove vogliamo andare. L'abbiamo dimostrato tagliando strutturalmente il cuneo fiscale, l'abbiamo dimostrato cominciando ad affrontare il grande tema della denatalità, che sarà presente anche in questa legge di bilancio, ed è per questo che con orgoglio dichiaro il voto favorevole della Lega Salvini Premier a questo documento programmatico di finanza pubblica. Grazie onorevole Frassina. Qui Parlamento. Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier. Siamo ritornati in studio, 10 minuti, e vi presentiamo un libro su Ambrogio Fogar, Il tempo di qualche appuntamento da non scordare, targato Lega. E ragazzi, si parte alla grande in Veneto con la campagna elettorale della Lega e del centrodestra. L'apertura della campagna elettorale domani, mercoledì 15 ottobre alle ore 20 al Gran Teatro Geox di Padova con, guarda qua, Alberto Stefani, presidente. È lui il candidato della Lega e del centrodestra, candidato a governare la regione Veneto dopo Zaia. Se siete in zona, ma anche se non lo siete, domani, mercoledì 15 ottobre, ore 20, Gran Teatro Geox, Padova, apertura ufficiale della campagna elettorale, con un gigantesco in bocca al lupo ad Alberto Stefani, spesso volentieri ospite dalle nostre parti. Tra gli appuntamenti da non scordare, già da mettere in calendario, il 19 ottobre alle 9:30 la festa della Lega a Cermenate. Siamo in provincia di Como, ma anche a due passi da Varese, da Milano. Allora si apre il 19
ottobre e soprattutto si apre con i nostri amici animali. Il grande senatore Manfredi Potenti, che è responsabile Dipartimento Nazionale Tutela del Benessere degli Animali, vi invita alla Lombard Dog Show, la sfilata dedicata a cani di razza e meticci. Quando, dove, come? A partire dalle 9:30 alla festa della Lega di Cermenate, in provincia di Como, in via Montale, zona centro sportivo. 9:30 le iscrizioni si aprono, alle 10:30 il benvenuto e la sfilata alle 11 con poi la premiazione. Bellissima idea, che abbiate cani di razza o meticci e facciamoli fare 2 passi in sfilata. Per informazioni potete chiamare Deborah 340 54 99 495. L'intera somma raccolta per la sfilata sarà devoluta agli amici del randagio. Bellissima idea. Ne abbiamo parlato anche a Pontida, c'era uno stand appositamente dedicato ai nostri amici animali con tanti omaggi, gadget per il vostro cagnolino, grazie appunto a questa idea del senatore Manfredi Potenti, che sta girando l'Italia per parlare di animalismo. Bene, questa volta tocca a Cermenate, questo 19 ottobre con la Lombard Dog, la mattina a partire dalle 9:30. Appuntamenti da non scordare targati Lega, appuntamenti sul territorio che trovate anche sul sito legaonline.it, soprattutto quelli televisivi, ma inviando il vostro WhatsApp al 340 67 09 659, lo sapete, io poi li leggo direttamente all'interno delle mie trasmissioni. Lunedì 20 ottobre, lunedì prossimo, alle 19 arriva Nicola Molteni. In Brianza, a Calolzio Corte, Lecco, il sottosegretario di Stato all'interno della Lega, arriva lunedì 20 ottobre alle ore 19 al Monastero del Lavello. Saluti istituzionali con il segretario cittadino della Lega di Calolzio, Luca Caremi, il segretario provinciale della Lega a Lecco, Daniele Butti, Mauro Piazza, sottosegretario all'autonomia in Regione Lombardia. Si parla di territorio, di sicurezza, ma anche di autonomia. Lunedì prossimo, 20 ottobre, ore 19 a Calolzio Corte, Lecco, 2 passi anche da Pontida. Palazzago, a proposito di Pontida, è sempre lì in zona e cominciamo ormai a scaldare i motori, a scaldare le zucche. Beh, che ci crediate o no, Halloween, mica Halloween, è comunque la festa della zucca ed è una bellissima idea farci una mangiata di zucca. Si comincia mercoledì 29 ottobre alla Tavico d'Esco con alle 19 l'apertura della cucina della Soca Fest, prodotti tipici, taglieri di parti bollite del nobil porcello, carni alla brace e altre specialità. La Soca Fest comincia mercoledì 29 ottobre a Palazzago in provincia di Bergamo presso l'area feste di Via Annunciata, ormai una festa storica che ogni anno si ripete proprio a 2 passi da Pontida. Prosegue giovedì 30 ottobre e interessante perché c'è la possibilità di divertirsi, di ballare, si premia la mascherina più bella, un raduno di auto e moto d'epoca, la serata musicale danzante, i giochi di gruppo, c'è naturalmente la pizzeria per tutte le tasche, ma se volete mangiare bene, casoncelli, gnocchi e tortelli alla zucca, trofi al ragù, vellutata di zucca, grigliate di carne, arrosticini alla griglia, la polenta taragna con l'asino in umido, il formaggio alla piastra, la zucca al forno, le fave dei morti. Bella idea anche a pranzo sabato 1 novembre e domenica 2 novembre solo a pranzo. Identità, tradizioni e sapori delle genti bergamasche a Palazzago Bergamo presso la Soca Fest. E ci troveremo sicuramente da quelle parti con molta gente.
Oh, WhatsApp, ragazzi, sono rimasto indietrissimo e mi scuso, me ne avete mandati una marea, ma non sarà merito di Di Maio? Oddio, Di Maio, cosa mi avete ricordato? La pace di Gaza è merito di Di Maio? Ma cavolo, vergognoso dover pagare chi non sappiamo bene cosa fa. È vero, e cosa fa Di Maio? Cambi per la Toscana, aveva giustamente suggerito il conosciutissimo Borghi Aquilini. Che ne pensi? E cara Graziella, salterà fuori un attimino, adesso non vogliamo dare la colpa a nessuno, ma magari qualche problemino di gestione di questa campagna elettorale c'è stata, o si è voluta accentrarla solo a determinati personaggi. Non sto parlando di Vannacci, lo sapete, io faccio il tifo per Vannacci, ma forse tra quelli da votare ci volevano dei nomi un pochino più conosciuti, forse è questo l'errore? Ciao Sammy, sentendo gli imbelli che si attaccano un nome in un simbolo risulta evidente una cosa? Lo so, il Lombardo Veneto è uno solo e pieno di italici, caro Luca, però cambiamo anche un po' la campagna e soprattutto facciamo il tifo per Stefani e per la Lega alle prossime elezioni. Poche parole e tifo e voto. È dannoso inasprire le pene che poi vanno a colpire sempre le persone normali e chi crea il problema continua ad agire indisturbato. A proposito dell'articolo di PIF oggi su Repubblica riguardo Palermo, e chi vuole andare in giro con la pistola ci va in giro ugualmente, anche se inaspriamo le pene. Vedi occupanti, case, disordini, eccetera. Non c'è alcun cenno alla riduzione burocratica inutile e asfissiante che blocca la libera impresa. Se si vuole il voto bisogna incidere su queste cose veramente, diversamente per gestire l'ordinario basta il volante automatico, tesserato dal 90 e non so per quanto tempo ancora votante. Lo sai, se non voti fai solo che contento il PD. Ancora WhatsApp al 340 6709 659. Grande Marco, scrive la Carmen, riferendosi a un intervento, bello, vi fate anche il tifo tra di voi, di un nostro ascoltatore. Anna, da cittadina bolognese antisistema, ringrazio e abbraccio virtualmente tutti gli elettori toscani che coraggiosamente hanno votato la Lega. Brava Anna, bisogna avere coraggio, certamente. Io abbraccio anche quelli che non hanno votato Lega e che magari hanno votato qualcosa d'altro. Li abbraccio un po' meno, devo dire, perché io non riuscirei per forza, guarda, ma proprio la roba psicologica. Votare un partito che si chiama... Scusate, non riesco neanche a nominarlo. Sospendiamo le trasmissioni per qualche minuto. C'è la canzone indipendente con Martina Marchetti e poi con noi Lorenzo Grossi a presentarci un libro su Ambrogio Fogar. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Lo amiamo perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea Alberto Acerbis. Sono disperato, non ce la faccio più, no, non ce la posso fare. Faccio fatica, ragazzi, ho una certa età, Allora, mi state chiamando, sono Alberto Acerbis, mi avete riconosciuto la voce, mica ogni volta devo presentarmi, sono mica, dai, è Alberto Acerbis. Molti di voi, più donne che uomini, si capisce, hanno chiamato per sapere se abbiamo ancora la crema alla bava di lumaca, perché arriva l'inverno, la nostra crema Rimas, che è una crema riparatoria. La nostra crema Rimas la trovate anche lì su olioacerbis.com, sezione cosmetica. Però attenti una cosa, non parliamo di una crema riparatoria. Dai, diciamoci le cose come stanno. Io adesso vi dico, ma usa questa crema biologica, buona, soluzione all'80%, olio di argan, burro di karité, fatta in Italia, pazzesca, 35 euro. Potete vendere al farmacista, ci guadagna ancora lui. E voi dimostrate 20 anni in meno, bene, no, non ve lo dico, ma neanche se venite qua sotto tortura. La crema Rimas alla bava di lumaca biologica è una crema riparatoria. Allantoina, collagene, elastina, sostanzialmente allantoina, collagene, elastina sostanzialmente sono i mattoni della nostra pelle.
Dopo i 30 anni, re, papi, belli, brutti, sciori, non sciori, tutti, poeti, navigatori, noi produciamo sempre meno allantoina, collagene e elastina. Ecco che la nostra pelle invecchia, perde di colorito, di elasticità, di tono, viene aggredita dall'esterno, quindi le rughe. Voi mettete la crema riparatoria anche sulle macchie, sui brufoli, una cosa pazzesca, totalmente naturale. Attenti all'offerta che trovate sul sito chiamando 030 68 40 408 o il sito olioacerbis.com. Non sto scherzando, 3 creme alla bava di lumaca stamattina, 3, anziché 125 euro, 79 tutte e 3. Trasporto è gratuito, chiamate, dite Radio Libertà. Grazie, alla prossima. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Ciao Sammy, ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Libertà. Pensami è una canzone che ho scritto con l'artista Chiamami Faro e diciamo che vuole evocare il sentimento di spensierata malinconia, un'emozione che nasce quando la tristezza e la sofferenza del passato si trasforma e inizia a coesistere con la felicità del presente. È un invito a non dimenticare le persone che hanno fatto parte del nostro passato perché ci hanno plasmato e ci hanno fatto diventare la persona che siamo oggi. E è una canzone leggera e spontanea proprio perché deve evocare la sensazione della fine dell'estate, un momento in cui si raccolgono tutti i ricordi per conservarli. Spero vi piaccia. Sono caduta di nuovo, ho fatto un passo nel vuoto, ma queste strade deserte mi parlano di te. È già passata un'estate, giuro non mi fa più male, tranne la notte stavolta suona il piano e col play. Vorrei potessi dirti che qui tutto è fermo come sempre, al bar anch'io ordino il caffè e ho preso pure la patente. Ho tagliato i capelli più corti e ora vivo in un'altra città. Queste cose so che non le ascolti, ma ho lasciato l'università. Tu pensami, in fila alle poste se ti manca un po' di follia. Al semaforo rosso che ti porta a casa mia. E quando piove saremo vicini, come gocce sopra un finestrino. Io conosco le tue cicatrici, tu conosci ogni singolo riccio. E ormai non ti vedo da un anno, ma sei in ogni mio pensiero. Dipingiamo le notti di bianco, quando il cielo si fa più nero. Certo che è un peccato, sconosciuti da capo, ma questa notte è più forte l'effetto che mi fai. E allora ho preso coraggio, ti ho lasciato un messaggio. Non credo nei per sempre, ma mai dire mai. Tu pensami, in fila alle poste se ti manca un po' di follia. Al semaforo rosso che ti porta a casa mia. E quando piove saremo vicini, come gocce sopra un finestrino. Io conosco le tue cicatrici, tu conosci ogni singolo riccio. E ormai non ti vedo da un anno, ma sei in ogni mio pensiero. Dipingiamo le notti di bianco, quando il cielo si fa più nero. Alle poste se ti manca un po' di follia. Pensami al semaforo rosso che ti porta a casa mia. E quando piove saremo vicini, come gocce sopra un finestrino. Io conosco le tue cicatrici, tu conosci ogni singolo riccio. E ormai non ti vedo da un anno, ma sei in ogni mio pensiero. Dipingiamo le notti di bianco, quando il cielo si fa più nero. Bella, bella, bella Martina Marchetti, ma anche bella e giovanissima. Si intitola Pensami, la sua ultima canzone. L'atmosfera del pezzo è leggera, spontanea,
come le ultime giornate d'estate ormai passate, mica poi tanto, perché qualcuno ci segue dalla Sardegna e da altre zone dove si può tranquillamente ancora pucciare i piedini nell'acqua. 11:37, sempre in diretta nazionale qui su RL Radio Libertà, la voce di Sammy Varin, ma con me ho l'onore di avere un collaboratore che lavora con noi ormai da un po' di tempo in redazione, ci dà una grande mano sul sito radiolibertà.net. Lo sapete, la nostra è una radio ma anche un sito di controinformazione, qui trovate un fracco di commenti e diciamo sempre cose completamente fuori posto, fuori moda, fuori tempo rispetto ai soliti giornaloni. Fatevi un giro sul sito radiolibertà.net, ma oltre a collaborare con noi, signore e signori, Lorenzo Grossi che abbiamo con noi. Ciao Lorenzo! Ciao Sammy, buongiorno a tutti quanti voi e grazie per questo invito, anche senti, se a pochi metri di distanza. Allora non potevo appena l'ho saputo ho detto ma cavolo, ma non puoi non venire da me, ti voglio, devi venire da me. Lorenzo Grossi ha appena pubblicato un libro su Ambrogio Fogar. Signori, se avete più di 40, più di 50 anni, ma questo libro è assolutamente vostro. Ambrogio Fogar, le 1000 straordinarie vite dell'ultimo grande sognatore. Tra poco ci spieghi un attimo. Intanto io dico di te Lorenzo Jacopo Grossi, laureato in scienze umanistiche per la comunicazione, specializzato in scienze storiche, giornalista professionista iscritto all'Ordine della Lombardia, ha scritto migliaia di articoli per diverse testate, prima nei portali online specializzati come Datasport e Spartal, fino ad arrivare a TGcom, Tele Lombardia, la Gazzetta dello Sport, Sky Sport, eccetera, eccetera. Appassionato di storia, politica e dei racconti dei grandi personaggi, dal 2022 è un collaboratore del giornale e anche qui sul sito di Radio Libertà ci stai dando una grande mano. Ti ringrazio per essere con noi, ma soprattutto che cos'è successo? Perché Ambrogio Fogar è un grande amante dei viaggi, delle scoperte, ma anche un personaggio a tutto tondo, ancora da scoprire, sia per i grandicelli come noi, che ricorderanno qualche piccolo episodio che adesso magari ci snoccioli, ma soprattutto per i più giovani. Questo è un libro che va ordinato subito questo pomeriggio da regalare a vostro figlio o a vostro nipote, o semplicemente prima ve lo leggete voi e dopo lo regalate al figlio e al nipote. Ambrogio Fogar di Lorenzo Grossi. Inutile dire che se andate su Amazon tra 2 ore è già a casa vostra. Lorenzo, cos'è successo? Come mai? Ma innanzitutto grazie a te Sammy, che sei stato perfetto per, come dire, l'hai riassunto in maniera assolutamente riassunto il senso che ho voluto dare a questa pubblicazione, perché Ambrogio Fogar è una figura a quale io sono sempre rimasto molto affascinato, ma sempre calamitato fin da piccolo grazie ai racconti di miei genitori e anche delle 2 sorelle più grandi che hanno avuto anche modo di conoscerlo di persona. Io purtroppo non ho avuto questa fortuna, però da quando ero in tempi delle elementari, delle medie, io ho voluto sempre saperne di più, no? E a un certo punto mi sono reso conto, dunque Ambrogio è scomparso nel 2005 e in questi 20 anni purtroppo ho notato come, diciamo così, la sua memoria non sia stata coltivata molto molto efficacemente, a mio modesto modo di vedere le cose, ma devo dire che è un'opinione che riguarda anche i suoi affetti più cari, le sue sorelle, le sue figlie, che hanno visto che purtroppo non è stato ricordato a dovere. E stiamo parlando, per chi giustamente, soprattutto tra i più giovani, magari non sa esattamente di chi si è trattato. Ambrogio Fogar è stato un grande esploratore, un grande navigatore che è diventato non famoso, famosissimo nella prima metà degli anni 70, esattamente il 1974, quando dopo ben 400 giorni di navigazione tornò nel porto in cui era partito, a Castiglione della Pescaia, provincia di Grosseto, al termine di un giro del mondo solitario in barca a vela, da est verso ovest, quindi
contro le correnti dominanti. È stato il secondo uomo in assoluto al mondo a compiere questa impresa. E oggi come oggi, sai, fare il giro del mondo in barcavela ormai è considerato quasi una passeggiata. Potremmo farlo persino io e te, per dire, perché ormai i mezzi... Io ultimamente ho qualche impegnetto, la rassegna stampa si riesce a fare però dalla barcavela. Sì, è vero, potresti farlo. C'è il wifi. L'Atlantico funziona. Hai detto una cosa però importante, cioè qui stiamo parlando di un po' di anni fa e ai tempi non era così semplice, non c'erano le apparecchiature, le tecnologie, eccetera. Adesso al Polo Nord, ma ci si va proprio, ma facciamoci una settimana, andiamo al Polo Nord. Ai tempi c'era la nave rompighiaccio, cioè era una cosa veramente complicata. The Mission Impossible è la stessa che ha riguardato Ambrogio, che tu figurati ai tempi, no, adesso c'è il telefono satellitare, il GPS, all'epoca e come si faceva? Al massimo i collegamenti radio, mappe nautiche, le carte nautiche, il sestante, si individuava la posizione e dove eri, se no, se ti perdevi, a un certo punto cavoli tuoi, ma è proprio detto in maniera quasi drastica, ma è così. E quindi quel 7 dicembre 1974, peraltro non a caso giorno di Sant'Ambroise, Fogar festeggiò il suo meraviglioso onomastico accolto da più di 20.000 persone. Immaginate un porto di un comune che aveva 5-6.000 abitanti, che si trasformò per una giornata, per un weekend, nel centro d'Italia, nel fulcro d'Italia. Da allora in poi Ambrogio divenne celeberrimo e popolarissimo, tant'è che poi si mise a fare altre avventure, tra cui appunto quella che giustamente preannunciavi tu, quella al Polo Nord con il grandissimo Armaduc, che tu Sammy sicuramente ti ricordi. Ma come no, non potete non ricordare Armaduc, voi vecchietti che avete visto tanta televisione a quei tempi, perché non c'era altro, non c'era internet. C'è Armaduc, splendido cagnone che ci è rimasto nel cuore, tenerissimo, proprio lo vedere questo sguardo, e lui racconta sempre che in realtà più che essere stato il cane ad accompagnare Ambrogio è stato quasi il contrario, perché Armaduc era un po' pigro, però ha rappresentato una coppia iconica eccezionale, tant'è che poi venne imitata e parodiata nei programmi televisivi, nei film della commedia all'italiana più importante degli anni '80. Ma insomma Ambrogio, diciamo così, noi giustamente lo ricordiamo, appunto le generazioni che hanno avuto la fortuna di poterlo conoscere in televisione come un grande esploratore. Ecco, io in questo libro ho voluto raccontare la sua vita, cercando di aggiungere qualche elemento in più. Ambrogio Fogar ha rappresentato molto di più degli elementi che giustamente poi sono entrati nell'immaginario collettivo. Quindi non solo Giro del Mondo in barcavela, non solo Polo Nord, non solo Jonathan, la trasmissione su Canale 5 che proprio lo rese, forse dopo Mike Bongiorno e Pippo Baudo divenne il terzo conduttore più amato d'Italia, non sto scherzando, proprio venne fatto un sondaggio, si disse così, e poi dopo scopriamo un Ambrogio diverso, un Ambrogio che poi dovette purtroppo fare i conti con un terribile incidente che avvenne nel 1992 che lo rese completamente immobile dal collo in giù. E quindi si passa da un Fogar che ci fece sognare, no? Con questi grandi viaggi, spedizioni romantiche, a un Ambrogio che ovviamente non poteva più fare dal punto di vista fisico, ma riuscì a sviluppare un intelletto meraviglioso, ecco, e lui divenne veramente un grande intellettuale, pensatore, una persona che secondo me merita di far parte assolutamente del pantheon laico dei grandi italiani della seconda metà del Novecento, perché lo ha dimostrato fino all'ultimo secondo della sua esistenza. E ha dimostrato qualcosa di ancora più grande, che non bisogna mai arrendersi, cosa che purtroppo capita troppo spesso, ci si arrende persino a 20 anni, è una cosa che sembra impossibile, eppure ci si arrende ai primi problemi, a volte quelli economici che sono pesantissimi di questi tempi, ma anche ai problemi fisici. Ci si vuole arrendere definitivamente con l'eutanasia, chiedendo di morire. Al contrario, Fogar chiedeva di poter fare ancora, nonostante facesse fatica persino a respirare.
Sì, e lui doveva ogni 6 secondi doveva prendere questo lungo respiro per riuscire a parlare. I primi anni lui non riusciva proprio, veramente era totalmente fermo, immobile, e invece grazie all'ausilio soprattutto delle sue 2 sorelle, che lo portarono in giro per l'Europa dai più grandi specialisti dell'epoca, riuscì in qualche modo a rifare una seconda vita, che in realtà appunto, come io dico, sono 1000, perché 1000 sono tante gli episodi che lo hanno riguardato, ma quello che è successo nei suoi ultimi 13 anni, dal 92 al 2005, è un Ambrogio in realtà, se possibile, ancora più interessante, più spettacolare di quello che ha riguardato i suoi primi 51 anni. Ambrogio ha sempre detto che lui era convinto che prima o poi si sarebbe rialzato sulle sue gambe e sarebbe ricominciato a camminare con le proprie forze, talmente la sua visione era ampia. E tu dici, ma tu sei pazza, è impossibile una roba del genere. Certo, però era impossibile anche il giro del mondo in barcavela da solo, era impossibile la spedizione al Polo Nord, era impossibile fare condurre una trasmissione televisiva da totalmente non esperto di TV, no? Era impossibile sopravvivere dopo quegli incidenti in rally, no? Per lui nulla era tecnicamente impossibile. Lui ha portato avanti questa straordinaria filosofia di vita, e la cosa incredibile, no? Lui che cosa ha fatto quando era diventato famoso al giro del mondo? Ha scritto libri, ha scritto articoli ai giornali, ha condotto per l'appunto un programma TV. E che cosa ha fatto dopo quell'incidente che per il 99% delle persone avrebbe significato la conclusione di una vita, insomma, tranquilla e felice? E tornò a scrivere libri, tornò a scrivere articoli ai giornali e, incredibile dictu, direbbero i latini, fece un altro giro in barcavela. Non più il giro del mondo, perché sarebbe stato complicatissimo dal punto di vista logistico, ma fu un memorabile giro d'Italia da Genova a Trieste, per portare e sensibilizzare le persone a sostegno degli uomini che soffrivano di handicap, cioè che avessero una disabilità. Certo. E lo chiamò il viaggio della speranza, e questo fu uno dei forse primissimi testimonial che misero proprio in vista il proprio corpo per cercare di far capire alle persone le difficoltà. Lui era quello più famoso, quindi in qualche modo era quello che poteva trasmettere un messaggio più forte e più incisivo, e questo lo fece fino veramente alle ultime settimane della vita, anche andando controcorrente, contro quegli spazi, contro quei contesti ai quali invece lui era tecnicamente legato. Ma lui era un battitore libero, era un cane sciolto, se possiamo utilizzare questa espressione non felicissima, è uno sempre controcorrente. Lo è stato nel viaggio del giro del mondo, ed è stato anche nel proprio pensiero. Capite come manca oggi un Ambrogio Fogar? E tornando alla disabilità, quando uno ha una disabilità grave oggi vuole soltanto una cosa: morire. Mentre al contrario manca uno che ti dia un esempio di dire: no, io nonostante tutto vado avanti, provo a piccoli passi se riesco a farli, ma voglio continuare a essere me stesso, comunque continuare a comunicare, non spegnere del tutto la mia vita. E soprattutto oggi che la tecnologia fa passi da gigante e ogni mese si scopre una nuova motivazione che ti può aiutare a vivere, e una nuova tecnologia che lo può fare effettivamente, e nonostante questo ci si arrende troppo facilmente. Questo è forse un grande insegnamento che può scaturire da questo libro di Lorenzo Grossi, Ambrogio Fogar, che Lorenzo comincia a presentare in giro per l'Italia. E in effetti mi pare che ci abbiamo forse anche l'audio di una presentazione. Allora sì, io quello che vi voglio far sentire è uno spezzone che riguarda, io ho avuto la fortuna di poter presentare in ultime date il libro insieme alla figlia di Ambrogio, la figlia primogenita Francesca, che la quale in questo spezzone che fra poco sentirete risponderà a una classica domanda che spesso viene posta quando magari le persone che non lo conoscevano vengono come dire, edotte di questa meravigliosa esistenza. Ma perché allora in tutti questi 20 anni, da quando non c'è più
non è uscito un film, un documentario, una serie TV, ma tra l'altro ci sono delle immagini di repertorio talmente vaste che basterebbe proprio pescare a strascico e si avrebbe già la possibilità di conoscere. Allora Francesca ha raccontato qual è stata la sua esperienza personale con, soprattutto in tempi recenti, con produttori e registi. Allora Francesca è proprio lei a dire come mai non si parla così tanto di Ambrogio. Dai, Francesco, la sentiamo, la mandiamo in onda, grazie. Da qualche tempo, quindi da 2 anni a questa parte, si è fatta avanti una persona, poi se ne è fatta avanti un'altra, eccetera. Io sto provando, ma anche perché mi sono venuti a cercare, quindi non sono stata io la prima a proporre, chi fiction, chi docu-fiction, chi... Questa idea gira. Questa idea gira, è arrivata anche a dei contratti di opzione, per cui una casa ora, per quanto sono ricche certe case di produzione, non è che sono il blocco dell'anticipo sull'eventuale messa in opera dei diritti che fa la differenza, però ci sono stati questi gesti da 2 delle più grosse case di produzione italiane. Poi si è fermato. Allora, si è fermato perché c'è un punto oggettivo, e cioè che la vita di Ambrogio, a renderla bene, non parliamo di una cosa dozzinale, una cosa fatta male, costa. Perché 1000 vite hanno un costo, nel senso che la rappresentazione di quelle 1000 vite, se uno vuole farla in un certo modo, necessita di un certo budget. Quindi tendenzialmente, adesso non voglio poi dilungarmi in cose anche noiose, però diciamo che il primo problema è quello di un costo, a cui superabile con una distribuzione forte. Adesso vediamo queste piattaforme Netflix, Amazon, Apple Pay, insomma piattaforme a cui i soldi non mancano di certo, che non conoscono bene la storia e che temono che la storia non riescono a vedere la calibratura giusta, non riescono a vedere la casella. Siamo tutti tendenzialmente raccontabili in una casella, no? Chi più chi meno, cioè scegli un filone, scegli il tratto con cui descrivere una cosa, c'è sempre in ogni film, in ogni storia un buono, un cattivo, una cosa che succede, uno svolgimento. Quella di Ambrogio ce n'è più di una di storie che si intrecciano, e forse è questo che rende anche più complicato, nel senso che è più complesso decidere come vendere poi il prodotto, che per me resta molto spendibile, ma perché ora io sono di parte. È proprio la ricchezza, questo non essere incasellabile, questo non essere una cosa sola, questo essere uno, nessuno e 100.000, volendo citare Pirandello. Però diciamo che l'ostacolo principale è quello, ancora sopra quello economico, è quello di una visione, cioè di un produttore che abbia la forza di una visione. Quindi magari c'è il regista che ce l'ha, ma non c'è il produttore che gli va dietro. Oppure c'è il produttore che ce l'ha ma poi si spaventa perché costa troppo, oppure perché la casa di distribuzione dice sì, ma che taglio diamo a questa cosa, perché non è troppo buono per essere poi tagliato come un cattivo che ce la fa, è troppo poliedrico per essere una cosa sola. Quindi questo, diciamo, sommariamente detto in sintesi, è l'ostacolo. Ho gli ostacoli a non pubblicare libri, a non fare una serie su Netflix o su qualche altro dei milioni di canali. Lorenzo, a te. Ma guarda, sì, quello che ha detto Francesca è purtroppo la triste verità. Cioè, noi abbiamo visto in tanti anni, e tu che sei leggerissimamente meno giovane di me, hai visto film, serie TV dedicati a, per carità, grandi personaggi che però forse, mi permetto di dire, non sempre hanno avuto l'allure, la fama e hanno fatto così tante cose. Ambrogio Foga ha vissuto 64 anni, ma in realtà è come se ne avesse vissuti 150, perché la sua giornata non durava 24 ore. Era uno che la mattina andava sempre a correre, faceva un sacco di allenamenti e poi andava a accompagnare la figlia a scuola, e però poi dopo andava a progettare il suo prossimo viaggio, poi andava all'estero, poi girava, poi faceva le conferenze. Non aveva un secondo veramente di respiro, proprio perché lui era curioso, era amante dell'ambiente, della natura, cercava sempre di incitare le persone a
ad avere contatti con la natura, no? Ed è un messaggio forse anche più attuale che mai, perché giustamente ormai noi che siamo immersi nella tecnologia che ci avvinghia, quindi giustamente, no, dobbiamo avere a che fare col PC, con l'iPhone, perché ormai tutto il nostro lavoro passa di là, e dice però fermiamoci un attimo, usciamo se possibile dalla nostra bolla e andiamo a scoprire veramente che cosa c'è nel mondo. Ecco, io ho voluto quindi anche raccontare questi suoi messaggi, che magari molti potrebbero dire sì, i soliti messaggi banali e retorici, ma in realtà vedrete come spesso Ambrogio, che ha questa grandissima peculiarità, non è per nulla banale, non è per nulla non ha nulla di così talmente evidente da dire ok, l'ho capito. No, ci sono 1000 sfaccettature, talmente versatile, talmente visionario, è un uomo che era avanti dei decenni, che quindi molte di quelle cose che magari leggeremo non sono state scritte 20, 30, 40 anni fa, ma sono state scritte domani mattina. Ecco, questo è il motivo per cui, insomma, se siete curiosi, sia se siete nostalgici giustamente del Ambrogio Fogar che conoscevate, oppure magari semplicemente, giustamente, siete giovani, avete meno di 40 anni, 35 anni, non sapevate nemmeno chi fosse a nominarlo, vi invito così a conoscerlo ancora di più. Il mio libro è una piccolissima goccia nell'oceano, però insomma, l'oceano è fatto di tante gocce, quindi speriamo che ce ne siano sempre di più. Ecco. Soprattutto per voi stanchi dei soliti libri scritti dai soliti, che sfornano un libro dietro l'altro. Se dovete fare un regalo a qualcuno e avete paura di regalargli qualcosa che già ha, beh, il libro di Lorenzo Grossi, Ambrogio Fogar. Siete sicuri di andare su un qualcosa di particolare, di non scontato, che incita a vivere, e qualunque sia la nostra condizione, con i nostri problemi, si va avanti ugualmente. Ambrogio Fogar di Lorenzo Grossi, come dicevo, facilmente su Amazon. Assolutamente, sì, ormai Amazon.ci pervade, quindi si trova su Amazon ma anche su tutte le librerie. E a tal proposito, così invito coloro che vorranno, mercoledì prossimo 22 ottobre alle ore 18 alla sede del Libraccio di Viale Romolo 9 terrò una mia prima presentazione a Milano città. Ecco, questa insomma, che Milano, che poi è stata ovviamente, non l'abbiamo detto, ma la città di Ambrogio, lui che è nato, cresciuto ed è scomparso nella meravigliosa metropoli lombarda. Ecco, Ambrogio amava tantissimo Milano, tanto da amare, tanto poi anche da criticarla nei suoi ultimi anni di vita per quello che vedeva in giro. Ecco, insomma, per chi vorrà, insomma, io vi aspetto il 22 ottobre ore 18 al Libraccio di Viale Romolo 9. Insomma, sarà una bella occasione per poter continuare a chiacchierare, a confrontarsi su questa meravigliosa figura. Splendida controinformazione. Veramente è stato un piacere avere in studio il collaboratore che lavora con noi in redazione, Lorenzo Grossi. Grazie Lorenzo, buon lavoro. Il piacere è stato tutto mio, grazie a te Sammy e grazie a tutti voi. Un piacere signori, è mezzogiorno, è ora di andarsene, ma è una minaccia. Io ritorno domattina alle 7:30. Avete ascoltato Potere al Popolo.